Protesta contro la nuova Romea. I comitati Opzione Zero, rappresentati da Mattia Donadel, hanno indetto un flash mob sabato 16 novembre davanti al supermercato Lando. Basta cemento, si metta in sicurezza l'attuale Romea, esortano, piuttosto che farne una nuova, un'opera inutile, visto che dal 2008 il traffico commerciale è crollato del 30%. Non si ferma l'escalation di furti. Quello ai danni di Ottica Veneta, l'ex spaccio occhiali di Via Gebba ad Oriago di Mira, è stato un colpo da 70.000 euro. I banditi erano in 5 col volto travisato e organizzatissimi. In soli 4 minuti hanno fatto sparire 1.000 occhiali di lusso. Sono entrati in azione all'1 di notte usando un furgone come ariete. Allarme cinghiali in via Fausta a Jesolo. Alcuni automobilisti hanno dovuto fermarsi per evitare lo scontro con questi animali, che possono pesare anche più di 1 quintale. Altri cinghiali sono stati segnalati a Musile, con danni alle campagne. Polizia Provinciale e ASL San Donatese hanno organizzato un corso sulle modalità di abbattimento secondo la normativa vigente. Rider scatenati a Serravalle e a Vittorio Veneto. In una notte hanno imbrattato con spray e vernici palazzi, muri, marciapiedi e bancomat. Un vero e proprio raid vandalico che non ha risparmiato neppure edifici storici come Palazzo Arrigoni Gaiotti Rova, magnifica costruzione di fine 400. Tutta l'area è videosorvegliata, i colpevoli hanno le ore contate. I parroci lanciano l'allarme UTAP, unità territoriali di assistenza primaria, in pratica più medici di base riuniti in un unico ambulatorio, come prevede la legge nazionale, ma l'ambulatorio si trova di solito nel capoluogo come a Castelfranco, mentre le frazioni restano sguarnite. Di qui la preoccupazione dei parroci, che hanno convocato un'assemblea pubblica il 21 novembre. Ancora qualche giorno per capire quale sarà il destino di Resana, dove 12 consiglieri su 17 si sono dimessi in seguito alla partecipazione del sindaco Loris Mazzorato al requiem per il nazista Pribke. Il consiglio è convocato per il 19 novembre, ora il comune è retto da un'amministrazione a ranghi ridotti, sindaco, un solo assessore e 3 consiglieri. Incidenti stradali a Padova, diminuisce il numero ma aumentano i morti, lo dice il rapporto annuale dell'ACI, 2.806 i sinistri nel 2012, con un calo del 20% rispetto al 2011. Purtroppo però, in completa controtendenza rispetto ai trend regionali e nazionali, a Padova aumenta il numero dei morti. Lo scorso anno sono stati 77, più 18,5% rispetto al 2011. Non più i cerchi nel grano, ma nell'erba davanti casa. Un cerchio perfetto del diametro di 7 metri e di colore rosso ocra è misteriosamente comparso nel frutteto di una famiglia a Montegrotto. Il proprietario pensava uno scherzo, ma nessuno ha confessato. A questo punto si attendono con ansia le analisi del campione di terra scavata dal cerchio. Sparisce la corona dal monumento ai caduti di Loreggiola, se ne accorge un vecchio partigiano che pensa ovviamente a un furto, in realtà è il comune che l'ha riciclata. Il sindaco di Loreggia, Fabio Bui, ha spiegato che il riciclo è dettato esclusivamente da esigenze di risparmio. Una corona d'alloro costa 100 euro e nel giro di pochi giorni ne servivano almeno 5.